Parliamo ancora del campionato di promozione, lo facciamo subito con i risultati del girone C. Sicula Leonzio, Rarinantes 2-0. Troina Agira Nissoria 0-0. Sporting Battiati Atletico Catania 1-1. Pachino Aci San Filippo 3-0. Atletico Pedara Real Aci 1-1. Giarre Real Avola 4-0. Comprensorio Normanno Sporting Priolo 1-0. Riposa Sport Club Palazzolo. Classifica sempre più ingarbugliata, vincono praticamente sia la Sicula Leonzio, vince il Comprensione Normanno, ma vince soprattutto il Giarre 4-0 contro il Real Avola. Insomma, anche questo girone sino all'ultimo sarà veramente scoppiettante. Ciccio, facciamo un breve commento perché scusa, poi abbiamo anche... Solo una cosa, Ettore, correggendo la stampa, 3-0 il Comprensorio. Ah, 3-0 il Comprensorio, c'è stato un errore, quindi non è 1-0 ma 3-0, benissimo. Nei minuti finali, quindi. Allora, questo commento e poi dopo vedremo anche gli highlights di una partita che ha visto lo Sporting Battiati pareggiare in casa contro l'Atletico Catania. Sì, Ettore, il commento questa volta lo voglio iniziare dal basso, visto che la lotta al vertice ci dà veramente infiniti spunti e quindi abbiamo preparato anche un po' una sorta di tabella per programmare le prossime giornate delle tre battistrada. Dal basso ti dico che la partita più interessante di oggi era sicuramente Troina Agira Nissoria. Perché? Perché diciamo, al momento si disputerebbe solo un match di play-out, quello tra Troina e Rarinantes. Quindi la Gira aveva questa occasione, vincendo in casa, di poter agganciare il Troina. Non ci è riuscito fino a 0-0, quindi un punto importante per il Troina fuori casa. Riposava il Palazzolo che invece al momento oggi disputerebbe i play-off. In vetta hanno vinto bene tutte e tre, 3-0 il Comprensorio Normanno, 2-0 la Leonzio e 4-0 il Giarre, che evidentemente liberatosi da questo assillo del primato si è ripreso oggi alla grande. Infatti. E quindi ora vedremo le prossime giornate. Allora facciamo una cosa, prima di andare a vedere gli highlights di Sporting Battiati Atletico Catania, facciamo vedere questa schermata che insomma fa il quadro completo dei prossimi incontri, soprattutto per le prime tre in classifica, la Leonzio, il Comprensorio Normanno e il Giarre. Eccola qua. Allora, mister, voglio sentire anche un po' il suo parere. Il Giarre gioca fuori casa con la Gire, con il Real Aci e giocherà in casa invece con l'Aci San Filippo, mentre il Comprensorio Normanno soltanto 2 partite, giocherà in casa con l'Atletico Pedara e fuori casa con il Palazzolo. E la Sicula invece ne avrà 3 di partite, in casa Atletico Catania Gira Nissoria e fuori casa Real Avola. Al contrario, Ettore, scusami. Fuori casa Atletico e sì. Insomma sarà una dura lotta comunque, sino all'ultimo, no? Allora, una bella classifica per chi la guarda da fuori magari senza interesse specifico. Certo, un po' stressante. Per loro sarà molto stressante. Giarre favorito, fra virgolette, dal riposo che il Comprensorio Normanno deve effettuare, dovrà fare. E quindi sulla carta io penso che le ultime 3 partite li dovrebbe vincere tutte e 3 sulla carta. Ma così anche la Sicula Leonzio e così anche le 2 partite che rimangono per quanto riguarda il Comprensorio Normanno. Quindi dovrebbe essere una classifica che si dovrebbe discostare di poco, di pochissimo, questo parlando sulla carta. Poi ogni partita, come dicevo poco fa, ha i suoi problemi. Cioè il Giarre dovrebbe riconquistare la vetta con il fatto che il Comprensorio Normanno chiaramente si riposerà una questo partita. Sulla carta, però ogni partita ha una propria difficoltà, bisogna prepararla bene durante la settimana. Io lo dico da fuori, un mio pensiero così tranquillo e senza stress, però chi ci sta dentro saranno settimane dure, settimane importanti, perché sanno anche che si giocano tanto, si giocano un campionato, una stagione, è vero. Quindi i programmi societari poi non è facile ripartire da un'eventuale delusione. Chiaro, è logico. Bene, a questo punto ci guardiamo gli highlights di una partita che si è svolta sabato pomeriggio, l'incontro tra lo Sporting Battiati e l'Atletico Catania è finita 1-1. Guardiamo il servizio. Gara che sta per avere inizio agli ordini del signor Francesco Bonaccorso della sezione di Catania. Formazioni in campo: Sporting Battiati senza Paolo Spartano in difesa, infortunato, manca anche Cultraro, dunque Bonanno tra i pali
Di Maggio, Rundo, Patanè e Mirabella in difesa, Giacone, Luca, Russo e Garofalo soprattutto al centro del campo. Un minuto, lo dominatore batte questo calcio di punizione, il pallone in area di rigore, salta con la testa Leonardi, 1-0 per l'Atletico Catania. Siamo al 24esimo e ancora una volta Mimmo Leonardi come 7 giorni fa. In a dusty room I come to assume that I've been doomed to lose my mind tonight. Proverà invece la soluzione di potenza Garofalo, rete! Calcio di punizione con decisione, è cresciuto tantissimo Garofalo e merita il gol. 1-1 al 19esimo, parità. Russo troppo lontano, però Russo, e attenzione dall'altra parte c'è Bruno in area di rigore, Rundo su di lui c'è fallo e attenzione perché c'è il rischio di scivolare nel nervosismo. Rundo ha reagito a qualche parola detta, forse al fallo sicuramente di Bruno. Adesso rosso per Daniele Rundo. In 10 siamo riusciti a creare anche delle situazioni molto pericolose per l'Atletico, e non ultimo la possibilità di chiudere la partita, cioè noi eravamo in 10 e loro perdevano tempo, quindi questo la dice lunga su tutto il corso del secondo tempo. La gara è stata da 2 volte, il primo tempo regalato, il secondo tempo c'è stata una reazione, gioco, occasioni, il gol, e paradossalmente in 10 abbiamo fatto anche meglio, quindi c'è rammarico perché in 11 poteva essere il risultato diverso. Non riusciamo bene a tenere palla avanti, quindi a salire, a essere un poco più alti e quindi corti. Quindi un primo tempo incolore, anche loro, a parte il gol, hanno fatto un'azione. Il primo tempo non è stata una bella partita onestamente. Ho fatto un primo tempo ottimo, perché al di là del gol abbiamo avuto qualche altra occasione, lì la partita potevamo anche chiudere, però infatti ci aspettavamo la reazione perché è una signora squadra. Quindi credo che un tempo per uno in pari alla fine è stato più giusto. Abbiamo preso quel gol e ci ha tagliato un po' le gambe il secondo tempo, perché è stata su una punizione un pochettino discussa, perché si è appoggiato l'attaccante sul terzino, però comunque ha fischiato, ha fatto il gol, una distrazione del portiere. Abbiamo preso questo gol che a parere mio potevamo anche evitare. È stata una partita comunque molto intensa. Ciccio, volevi fare un cappelletto finale su questo girone C del campionato di promozione? Sì, volevo dire la mia sulle ultime 3 giornate dalle tabelle che allora facciamo rivedere mostrato. questa tabella, sì, così hai un ulteriore siamo più chiari. Modo di visionare il tutto. Faccio un ragionamento tutto italiano, nel senso, noi chiaramente diamo per scontato che tutte le squadre daranno il massimo fino alla fine, però dobbiamo secondo me focalizzare tra le avversarie delle prime 3 quelle che hanno ancora obiettivi, e secondo me sotto questo punto di vista il calendario più difficile ce l'ha a maggior ragione il Comprensorio, perché oltre a riposare deve affrontare anche fuori casa il Palazzolo che sta cercando di entrare nei playoff. Un'altra squadra che affronteranno invece sia Sicula che Giarre è la Gira Nissoria, che come dicevamo prima è ultima insieme al Real Avola, però ancora spera di poter agganciare i play-out. Le altre sono tutte squadre tranquille che siamo sicuri venderanno cara la pelle, però questi sono forse gli impegni più difficili. È vero. Bene, adesso chiudiamo con il campionato di promozione dando anche il tabellino del girone D, 12ª giornata di ritorno, oggi domenica 16 marzo 2014. I risultati. Ribera 1954, Accademia Empedoclina 2-0. Aquila San Michelese, Aragona 0-0. Mussomeli, Jobbing Santa Croce 2-0. Comiso, Real Biscari 1-3. Canicattì, Sciacca 0-0.
Atletico Gela, USA Sport 2-1. Riposa Libertas 2010. Ed è arrivato finalmente il risultato finale di questo girone D. Il Ribera raggiunge a questo punto il campionato di eccellenza. Ho detto bene, 7 punti, a questo punto le probabilità di vittoria sono al 100%, perché c'è anche tra l'altro il Mussumeli che dovrebbe recuperare una partita in meno, quindi ha una partita in più, scusa. Sì, sicuramente è una marcia che abbiamo seguito sempre con attenzione, una marcia regolare, senza incidenti di percorso, per cui il Ribera sta arrivando dove doveva arrivare e dove si era prefissato di arrivare da inizio stagione. E il Mussomeli comunque, vincendo anche oggi, ha confermato il suo ottimo cammino e che lo vedrà protagonista anche nei playoff. Molto interessante la situazione anche in coda, dove mentre Aquila San Michelese e Real Biscari ad oggi retrocederanno direttamente, anzi diciamo che per quanto possiamo dare già anche la matematica, forse anche qui, sicuramente per l'Aquila, ci sono 4 squadre a pari punti a quota 25, delle quali non so come funziona a questo punto il regolamento, potrebbe esserci un triangolare, forse in base alla differenza reti, per determinare probabilmente l'altra scontri diretti e differenza reti, sì. Quindi seguiremo con attenzione queste 4 squadre nelle ultime 3 la classifica Vulsa che scatteranno con benissimo, quindi ci sarà soltanto un incontro. E quindi questo forse è il motivo di interesse principale a questo punto del girone, Ribera... perché per quanto riguarda i playoff, Libertas 2010 e Sciacca sono a pari punti, ad oggi si affronterebbero e la vincente sfiderebbe in finale il Mussomeli. Perfetto, allora mister, una battuta a questo Ribera, no? Il Ribera che comunque lo scorso anno aveva disputato il campionato di Serie D, non si è iscritto al campionato di eccellenza, ha partecipato, devo dire, in maniera straordinaria a questo campionato. L'ha voluto vincere sul campo. Ha voluto vincere sul campo, sì. Quindi sta ricominciando. Hanno perso la Serie D, che forse per l'ambiente, per la cittadina era forse... Si parlava addirittura di un passaggio ad Aciriale, poi ma era impossibile. Infatti, perché non sono comuni limitrofi, quindi il regolamento non lo consente. Non lo consente. Sono ripartiti dalla promozione, hanno vinto meritatamente e quindi sono tornati magari in un campionato a loro più... E credo che il prossimo anno sarà una delle squadre da battere nel campionato di eccellenza. Io ho questa sensazione. Girone A. Sì. Bisogna vedere un po' la pausa estiva che consigli porta. Anche a livello economico. Che consigli invece porterà al presidente, il direttore sportivo della Tiger Brolo, Antonio Magistro? Siamo in chiusura per quanto riguarda la vostra presenza qui all'interno di Penalty. Che consigli dovrà dare al presidente per la prossima stagione? Consigli al presidente non ne do, perché lui comunque... Ci mancherebbe, chiaro. Però l'ascolta, sì, sicuramente. Assolutamente. No, c'è un rapporto di fiducia e stima reciproca. Noi, ripeto, io guardandola, ripeto come ho detto prima, la società adesso farà le sue valutazioni. Non ci dovrebbe essere alcun problema nella mia riconferma, poi valuteremo il resto. Sicuramente questo è un gruppo importante da non snaturare, poi è chiaro che comunque i giocatori di categoria vanno inseriti se si vuole... La sua personale sensazione, il momento più bello della stagione che non dimenticherà mai? Io le dico il momento in cui ho pensato di vincere il campionato contro il mister Bianco in casa. E quindi quello è il momento focalizzato più importante della stagione. Prima di chiudere con mister Bellinvia, con Antonio Magistro abbiamo già parlato. Sebastiano Falanga, prossima stagione, una conferma in quel di Messina? Aspettiamo queste 3 partite, vediamo cosa dice il direttore. Vediamo cosa dice anche il mister. Sì, va bene, siamo qui. Però abbiamo capito che comunque ti è piaciuto l'ambiente di Brolo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi diciamo molte volte ironicamente un'isola felice, perché comunque si può lavorare bene, si può far bene, quindi siamo lì, vediamo un po' cosa succederà in questo ultimo scorcio di campionato. Cosa succederà a questo punto anche al mister per la prossima stagione? Progetti, programmi, insomma qualche telefonata che è arrivata, forse non deve arrivare, forse c'è una conferma, che cosa possiamo dire? Anche se ancora effettivamente il campionato non è finito. È giusto sottolineare questa cosa. Aspettare il giorno 6 aprile, finisce il campionato e poi ognuno farà le proprie valutazioni. Telefonate, se qualcuno eventualmente deve chiamare, ho il vibra, quindi magari riprovi più di una volta. No? A parte gli scherzi, ancora è presto per dare giudizio, per dare delle sensazioni proprie. È giusto finire il campionato nel miglior modo possibile. Mister, a tal proposito, le ultime giornate spazio alle seconde linee o cercherete di vincerle tutte con la squadra migliore possibile? Guarda, io ho detto ai ragazzi la settimana scorsa che con me non c'è spazio per le seconde linee o per le terze o per le prime.
Esiste la squadra, spazio, diciamo quelli che hanno giocato meglio. C'è spazio per chi si allena bene e gioca, quindi se qualcuno delle seconde linee si allena meglio di quelle delle prime linee, per me non è un problema. I ragazzi lo sanno, chi si allena a 1000 rischia, chi si allena a 3000 gioca facilmente. Con più probabilità. Va bene mister, allora noi le auguriamo il buon proseguo di campionato, la buona chiusura e anche nella speranza che il prossimo anno possa essere un altro anno pieno di soddisfazioni e credo anche lì a Brolo, non so, è una sensazione che l'ho detto anche fuori diretta. Grazie per l'invito, soprattutto ho trovato un ambiente bello e una trasmissione molto qualificata. Grazie, accettiamo i complimenti. Grazie a voi. Allora salutiamo Antonio Magistro, direttore sportivo della Tiger Brolo, grazie risalutiamo Sebastiano Falanga, difensore della Tiger Brolo e ancora un saluto particolare a mister Santino Bellinvia e salutiamo anche il nostro Ciccio Rametta che rivedremo la prossima settimana. Senz'altro. Perfetto, adesso noi facciamo un'altra parentesi importante all'interno della nostra trasmissione Penalty. Non parliamo di calcio dilettantistico, ma parliamo soprattutto di giovani, di ragazzini che giocano a pallone e si divertono. Abbiamo seguito questa settimana un torneo che si è svolto presso il centro sportivo La Bola di Catania, il primo trofeo Pro Calcio. Una bella giornata di festa e di sport qui al centro sportivo La Bola con il primo torneo Pro Calcio Sicilia. Watch what you say, man. And don't speak my mother tongue, cause I got my own style, you got your own style. So, listen, I got my own style, you got your own style. Poussière tous les deux, poussière tous les deux, poussière tous les deux, poussière tous les deux. Existe-t-il un autre style? We are the lost men, we are the lost men. Like an old time, like an old time. Marco Arcese, presidente dell'associazione Pro Calcio, una società che sviluppa a largo raggio il progetto calcio non soltanto in Italia ma addirittura nel mondo. 21 società affiliate in Italia, addirittura 3 all'estero, un progetto importante soprattutto perché c'è da insegnare tanto buon calcio a tanti bambini. Sì, hai detto bene, intanto vi ringrazio di questa opportunità, io sono venuto oggi da Roma per seguire le nostre sedi che abbiamo qui, la Genesse Vigor Tenea, chiaramente molto ben rappresentate da Giacomo Priolo che è il nostro referente per la parte Sicilia. Sì, hai detto un po' tutto, la cosa più importante è che più che formare i bambini cerchiamo di formare gli allenatori, di dare a tutti un unico standard e know-how di lavoro che viene dall'esperienza dei nostri docenti che lavorano chiaramente giornalmente su un progetto, su degli obiettivi e abbiamo istituito una piattaforma online dove i tecnici fanno dei corsi, quindi raggiungibili da tutte le parti del mondo e siamo in continuo contatto con la nostra sede in Australia, a Sydney, a Toronto e a Podgorica in Montenegro. Gli
Giacomo Priolo, ovvero il presidente dell'associazione sportiva Jeunesse Calcio, presente qui nel torneo Pro Calcio alla bola di Mister Bianco. Giacomo, però siamo qui anche per capire com'è andata la stagione, ormai siamo a fine marzo, primi di aprile, per cui è necessario fare un piccolo consuntivo di questa stagione. Ettore, la stagione sta andando benissimo, i ragazzi sono felicissimi, tramite sempre la Pro Calcio riusciamo ad organizzare manifestazioni, diamo la possibilità ai ragazzini di confrontarsi con varietà e soprattutto con ragazzi che vengono fuori anche dalla regione. Questo qua è il primo torneo Pro Calcio Sicilia, speriamo che più avanti possiamo portare pure società che arrivano dal nord Italia. Oggi abbiamo la presenza di una squadra di Belpasso, la Fenice Belpassese, la Vigor e Tennea che è l'altra società affiliata a noi, poi abbiamo la Jeunesse, 2 squadre, più il centro sportivo Bola che quasi sicuramente verrà con noi, con la famiglia Pro Calcio, col progetto Pro Calcio. Istruttore della scuola calcio Jeunesse di Catania, Damiano Rotta. Ciao Damiano, e allora a questo punto dobbiamo anche parlare con te per quanto riguarda l'andamento di questa stagione 2013-2014, soprattutto per quanto riguarda la categoria che tu alleni in questa scuola calcio. Sì, i bambini stanno partecipando al loro campionato di appartenenza e oltre al campionato federale anche vari amichevoli con altre scuole calcio in modo tale che si confrontino e si divertino, insomma, crescendo in armonia e in allegria. Che poi in fondo è l'obiettivo importante della scuola calcio. Fondamentalmente il primo obiettivo è unico, perché così il bambino può crescere in un ambiente sano e educazione. So che hai fatto diversi gol, quanti gol hai fatto? 4. E com'è stato fare questi 4 gol? Un po' facili e un po' difficili. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room with. Siamo con Fabrizio Bruno, responsabile del centro sportivo La Bola di Mister Bianco. Complimenti Fabrizio, una struttura straordinaria e devo dire anche ultima generazione. Sì, appunto, abbiamo questo centro sportivo, l'abbiamo rilevato nel marzo dell'anno scorso e come potete vedere sono dei campi con manto erboso dell'ultima generazione. È una bellissima struttura dove abbiamo anche una scuola calcio, dove sviluppiamo diversi tornei nel campo a 5 e nel campo a 7, che spero che possa sempre andare meglio, più di quanto già riusciamo a fare. Saluto a tutti i miei amici, il mio migliore amico Valerio, la mia famiglia, mio cugino Cristian, mia cugina Silvia, mia sorella Giulia e tutti quelli che conosco, la mia maestra, e poi saluto il mio mister e il mio fratello. Ciao! Il sorriso stampato sul volto di questi ragazzi che hanno partecipato a questo primo trofeo Pro Calcio presso il centro sportivo La Bola di Catania, e noi di penalty non potevamo certamente mancare. Salutiamo subito in postazione naturalmente colui che adesso ci parlerà del campionato di prima categoria e del campionato di Serie C1 di futsal calcio a 5, ovvero Alessio Patti. Ciao Alessio. Buonasera Ettore e buonasera a tutti i nostri telespettatori. E salutiamo anche il nuovo ospite che ci ha raggiunto qui nei nostri studi. Parliamo di Ivan Zin, che è un allenatore federale di calcio a 5. Ciao Ivan. Buonasera. Ma allenatore federale vuol dire che la federazione ha già organizzato una vera e propria organizzazione che fa solo calcio a 5 per i bambini oppure per persone anche un po' più grandi? Ancora no, è in fase di studio questa possibilità. Quindi questa è una gran bella cosa. Sicuramente sì. Anche perché penso che ci sia parecchio materiale umano, no? Ovviamente sì.
Benissimo, sono tra l'altro tantissime le scuole di calcio a 5 che stanno andando per la maggiore, quindi è una buona occasione per tirare fuori qualche nuovo talento. Diciamo che nell'attività di base il calcio a 5 con il calcio è la stessa identica cosa, si comincia con il calcio a 5 e si sviluppa poi il calcio. Benissimo, adesso ci racconterai anche la tua bella esperienza presso il centro federale della FIGC di Catania per quanto riguarda il calcio a 5, però ci dobbiamo fermare, abbiamo l'ultima pausa pubblicitaria e poi rush finale con il campionato di prima categoria ed il campionato di Serie C1 di futsal calcio a 5. Restate con noi.